C'è una di difficoltà, un rallentamento che si evince soprattutto nella parte export, e quindi meno nella parte nel mercato interno, nel mercato italiano, più nella parte export, e questo quindi ci fa capire che l'economia sta iniziando, del nostro territorio di Padova e Treviso, sta iniziando a rallentare. Le incertezze della guerra, lo shock energetico, l'instabilità politica post caduta del governo, la tempesta perfetta sopra le imprese. È il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, a lanciare l'ultimo appello alla politica di fronte all'analisi congiunturale del secondo trimestre 2022. Perché la resilienza delle imprese di Treviso e Padova consente di mantenere solido il sistema, ma non ancora per molto. La zavorra sta bloccando la crescita. Sono dati ancora positivi perché siamo al 7,2%, però è il dato più inferiore degli ultimi 4 trimestri. Per gli industriali, fiducia e attese sui livelli di produzione e ordine e condizioni di investimento sono in costante deterioramento. Il 95,3% delle imprese è gravato da rincari delle materie prime e poi il capitolo costi energia, 10 volte più cara rispetto al 2020. Gli aumenti continuano a essere molto importanti e alle volte, mi lasci dire, insostenibili. Ormai questo rappresenta veramente un tema di sicurezza nazionale, di sicurezza del nostro tessuto. Quindi va affrontato in maniera urgente e sarà una delle prime, penso, cose che dovrà affrontare sia il governo uscente che il governo che dovrà entrare, perché se no la situazione diventa veramente preoccupante. La caduta del governo è stata l'ultima spallata. Un governo che inspiegabilmente e irresponsabilmente cade a 6 mesi dalla sua naturale scadenza. Il mix delle cose spaventa e tutte tra l'altro situazioni che hanno un orizzonte di risoluzione che non è quello di domani. Qualunque governo ci sarà, al di là del colore politico, gli industriali chiedono più competenza nei settori strategici e poi una lista di priorità urgenti. Attuare gli impegni assunti dall'Italia in Europa, proseguire senza indugio nell'opera di attuazione del PNRR per non mancare target e scadenze. E poi rientro del debito, riduzione del cuneo fiscale e di impulso agli investimenti e all'innovazione. Si chiede con urgenza un tetto al prezzo del gas e garantire la continuità delle forniture energetiche, guardando al domani per avere una maggiore autonomia energetica. Intendo quindi il gas, intendo la parte di rinnovabili e intendo anche di voler provare a ragionare anche sul nucleare di ultima generazione.